Parliamo di questa bella iniziativa che vede il mondo dell'archeologia e i parchi siciliani e non essere presenti qui ad Agrigento, in vista anche di Agrigento capitale della cultura. Sì, siamo contenti perché per la prima volta ospitiamo la borsa del turismo archeologico in Sicilia e la trasliamo con Arc Experience nell'Isola dei Tesori. I nostri tesori quali sono? I 14 parchi. 14 parchi che stavolta si muovono in sinergia, lanciando un messaggio, il messaggio di teamwork, lavoro di squadra. Noi oggi vogliamo sottolineare l'importanza del nostro patrimonio culturale qui in Sicilia, lo facciamo alla nostra maniera, senza se e senza ma, cercando di porre in essere che cosa? Quella che è la nostra mission, ovvero la valorizzazione, la tutela e la fruizione del nostro patrimonio. Momento importante e prodromico in attesa di Agrigento Capitale della Cultura 2020. Una 3 giorni intensa che vede vari luoghi della città essere interessati all'evento? Sì, è proprio per cercare di far traslare quel messaggio unico. Agrigento, come sapete, ha tagliato un traguardo importante, 1 milione di visitatori alla Valle dei Templi e quindi turismo per la città. Stiamo lavorando senza soluzione di continuità proprio per rilanciare quel messaggio, precisando che la Sicilia è la terra più bella del mondo. Professore Ciullo, allora anche lei qui a questa iniziativa, questo taglio del nastro, una 3 giorni che vedrà Agrigento al centro del mondo dell'archeologia? Sì, Agrigento oggi ospita questa importante manifestazione promossa e organizzata dall'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, l'assessore Scampinato che ringrazio, e l'organizzazione che porta ad Agrigento, capitale italiana della cultura, porta i 14 parchi siciliani, quindi Agrigento al centro dell'attenzione in questo momento di sicuramente importante vetrina promozionale che serve per fare cosa? Fare rete, fare squadra. Infatti qui vedremo stamattina dagli studenti alle associazioni di categoria ai tour operator, insomma sono 4 giorni intensi di addentrarsi dentro quelle che sono le nostre peculiarità, non solo agrigentine ma anche di tutta la Sicilia. È importante questo incontro qui, con questo incontro e questo confronto con altri parchi, ma anche con i parchi statali. Non si faceva da tanto tempo e questo confronto secondo me può arricchirci, scambiarci idee, nuove indicazioni, nuove strade da percorrere. Noi da tempo seguiamo quello dell'innovazione nella tradizione, cerchiamo con l'arte contemporanea, con nuovi servizi, di fornire nuovi spunti di visita, nuove occasioni per incontrarsi a Sagesta. Per esempio le famiglie, le scuole, gli anziani, i diversamente abili. Vogliamo che sia un parco assolutamente inclusivo. Quanto è importante questa iniziativa Archeo Experience nell'Isola dei Tesori dal 26 al 29 settembre che vede Agrigento protagonista di questa iniziativa nel campo archeologico? Ha un doppio valore: da un lato si presenta il sistema dei parchi regionali, quindi l'idea che maturiamo da tanto tempo è quella di proporre un'unica offerta culturale legata a tutto il patrimonio archeologico della regione. Quindi un progetto di promozione integrato di cui questa è una tappa. Poi ci sono delle altre iniziative naturalmente in programma, alcune già realizzate come il portale unico dei parchi, e una novità è che doteremo tutti i parchi archeologici di postazioni immersive in cui la Sicilia verrà raccontata attraverso i suoi miti. Qua potete già vedere un'anteprima di questo progetto. E poi naturalmente era d'obbligo avviare questo processo ad Agrigento, dato che sarà la prossima capitale della cultura. Siamo tutti pronti, Archeo Experience nell'Isola dei Tesori, per valorizzare i 14 parchi archeologici siciliani, iniziando da Agrigento, dalla Valle dei Templi. Ecco, non solo Valle dei Templi, ma coinvolgerete anche i vari centri del territorio agrigentino? Assolutamente, dal centro storico, la vecchia Girgenti, Realmonte, arrivando a Sciacca e così via. Ecco, cosa rappresenta anche ai fini turistici questo evento? Una grande opportunità perché ci sarà una presenza di 20 buyer europei che incontrano proprio gli operatori turistici e culturali dell'Ostello. Il distretto turistico Valle dei Templi è orgoglioso di essere presente a questa iniziativa, dove sono
in esposizione le bellezze dei 3 parchi di cui che fanno parte appunto della Costa del Mito, quindi Selinunte, Agrigento e Gela, che sono, diciamo, le perle della Sicilia e che insieme rappresentano l'area archeologica omogenea più grande del mondo. Per cui è un'opportunità straordinaria di crescita del territorio, non soltanto culturale, ma lo vediamo dal nostro punto di vista anche per il benessere economico e sociale di una terra che ha tanto da offrire e che sicuramente avrà un ulteriore sviluppo. Finora siamo riusciti a portare, diciamo, il nostro territorio ai vertici in termini di crescita a livello nazionale e internazionale e lavoreremo ancora in sinergia con l'assessorato perché siamo veramente sulla buona strada. È sicuramente un'iniziativa innovativa, è la prima in Sicilia di questo genere e affronta uno dei temi più affascinanti e più complessi della politica di gestione dei beni culturali, cioè il sistema dei parchi archeologici. Quindi è la prima, chiamiamola con un termine insomma abusato, vetrina dei parchi archeologici della Sicilia. Per quel che mi riguarda è un'esperienza entusiasmante, spero che sia anche altrettanto per chi lo visita, ma soprattutto utile a conoscere, a capire, a confrontarci su una delle tematiche più affascinanti. Anche il liceo Empedocle è presente a questa iniziativa con tanti alunni che hanno dato il loro contributo. Sì, è vero, anche il liceo Empedocle ha dato il suo contributo curando tutti i servizi di accoglienza, quindi sia qua che nei siti che sono stati individuati dall'organizzazione. Per i nostri ragazzi è un'opportunità perché si stanno mettendo in gioco nel loro stesso territorio, con cui forte è la collaborazione e con questo occhio particolare e focus sull'archeologia che, come sappiamo, essere anche un momento importante per la curvatura archeologica inaugurata da un biennio del nostro liceo.